Grazie a Tommaso Pesa per la linea. Come diceva lui, abbiamo ospite di Cronache Trevigiane in questa puntata Mario Pozza, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, che saluto. Grazie Presidente. Grazie a voi per averci raggiunto e per aver accettato di parlare di economia, ma nello specifico di alcuni progetti che vi riguardano. Iniziamo da questo progetto Casa Low Cost, ovvero di cosa si tratta, Presidente? Ma si tratta di dare l'opportunità a chi ha una certa disponibilità non molto alta di soldi, di denaro, di costruirsi una casa e a prezzi contenuti. Ossia noi riusciamo a dare a circa 1.000 euro al metro quadro, escluso il terreno, la casa finita. Questo perché? Perché riusciamo a comprimere i costi in quanto che si andrà a lavorare con imprese del territorio. Non ci saranno dei procacciatori d'affari che ci lucrano sopra, ovviamente, perché devono avere la loro percentuale, ma bensì tutte le lavorazioni in filiera, ossia dal muratore all'impiantista, all'imbianchino, al falegname. Casa chilometri zero. Casa chilometri zero. E però attenzione, che non si pensi che siano case di qualità scadente, sono case addirittura ad altissima efficienza energetica, quindi abbiamo il meglio anche. Sì, sono case di ultima generazione, quindi studiata per il risparmio energetico, per il comfort, indubbiamente hanno una certa metratura, quindi non sono metrature grandissime, sono case a misura d'uomo. Quindi risparmio energetico, calore a basso costo e sono materiali biocompatibili. Poi uno se lo vuole personalizzare lo può sempre fare, però direi che l'offerta e il successo che ha, perché ed è stato subito boom, è stato subito boom. Guardate, in 60 giorni che abbiamo presentato questo progetto abbiamo oltre 70 richieste. E questo direi che ci conforta, perché adesso... Questo è un progetto in provincia di Treviso? È un progetto in provincia di Treviso, è un progetto pilota, ce lo hanno richiesto tantissime altre associazioni e altre realtà. Ha catturato l'attenzione di parecchi comuni e credo che tra non molto partiremo con un cantiere proprio per partire con la prima esperienza, e questo è una risposta anche come associazione a un mercato che è quello dell'edilizia, che è un mercato fermo da parecchi anni. Ricordo solo che l'edilizia muove 75 tra mestieri e professioni, quindi pensate voi l'indotto rimettere in moto l'edilizia con un'offerta di questo tipo. E c'è poi un altro settore, quello della moda, sempre storico per la provincia di Treviso, 1400 le aziende interessate e 860 circa quelle artigiane. Anche qui avete deciso di dare un'accelerata in nuove direzioni, innanzitutto con un progetto che vi ha fatto incontrare operatori della moda cinesi e tedeschi alla fornace di Asolo. Sì. E poi, Presidente? Sì, questo progetto nasce da quando Benetton ha dato la disdetta ai nostri laboratori artigiani all'inizio di quest'anno. Noi ci siamo messi subito a pensare come dare una prospettiva a queste aziende che tra poco non avranno più lavoro, e abbiamo messo in cantiere proprio questo progetto assieme all'Istituto Commercio Estero per vedere se ci sono delle opportunità da cogliere nei mercati esteri e metterli in filiera, ossia trovare degli acquirenti, e tant'è vero che c'è stata 2 delegazioni e nello spazio hub di Asolo alla fornace sono stati allestiti degli stand, ci sono stati degli scambi quindi tra i nostri artigiani e questi bikers che sono venuti dalla Cina e dalla Germania, e il progetto sta andando avanti e con soddisfazione, perché le imprese sono interessate a questo. Quindi ci sono stati degli approcci positivi? Degli approcci positivi. Questa è una risposta, è una visione di apertura di orizzonti del piccolo imprenditore che, mettendosi in rete e mettendosi all'interno di una struttura che ti dà l'opportunità di affacciarti nei mercati, lo riesci a fare anche da piccolo. Perché ricordiamo che comunque quel know-how fondamentale continua a fare la differenza. Certamente continua a fare la differenza. È proprio di questi giorni, nei giornali di ieri e di oggi, che Natuzzi ritorna in Italia con la produzione e abbandona la Romania. Se lo fa ci sarà un motivo, c'è quel valore aggiunto della nostra storia, della nostra cultura del bello e della nostra preparazione. La nostra manualità va valorizzata e non va persa. Poi ci sono dei soci di Confartigianato Marca Trevigiana che anche qui le cronache ci raccontano che si stanno distinguendo un po' in tutto il mondo. Certo, certo. Abbiamo diverse aziende che sono leader e che da piccoli imprenditori adesso sono dei marchi. Non li cito per non fare ovviamente delle differenze, però ci sono degli esempi che un'azienda sia
si è riconvertita da un settore della metalmeccanica tradizionale, adesso da arredo di interni, da complementi di interni è azienda leader e la vediamo nei maggiori giornali patinati di moda, design, che credo questa sia un orgoglio per noi. Cito questa perché mi viene in mente questa, ma potrei citarne tantissime altre. Se dico strani piani invece, Presidente, cosa mi dice lei? Ma Strani Piani è un progetto che il nostro gruppo Giovani e Donne ha messo in cantiere, che è partito in questi giorni. È un approccio del nostro modo di operare come associazione nella crisi, nelle difficoltà. In questi 4 incontri che interessano tutta la provincia di Treviso ci saranno dei relatori da ascoltare di notevole spessore, quindi di competenza. Mi piace molto il sottotitolo, i tempi dell'impresa e il senso della vita. Esatto. Anche un po' per star vicino a tutti quegli imprenditori in difficoltà strutturale, diciamo, di cambiamento. Sì, questo è un progetto che proprio nasce per andare incontro a queste difficoltà che stiamo attraversando adesso. 25 ottobre, ad esempio, proprio ad Asolo, Hangar La Fornace, il titolo dell'incontro: alla ricerca di nuove sfide, la vocazione tra i giovani e i progetti di ripartenza. Interventi Don Marco Pozza, detto Don Spritz, il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, e Giulia De Marchi, mamma e imprenditrice rinata. Una bella sfida. Beh, è una bella sfida, sì, perché ovviamente noi vogliamo che all'interno dell'ambiente di lavoro ci sia anche una serenità, e questa serenità è anche data da come si approcciano le problematiche, e questi incontri sono aperti a tutti, quindi non solo agli imprenditori ma anche a chi lavora nelle nostre aziende, e non solo, e con figure che indubbiamente si confrontano tutti i giorni